Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche da Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net con questa edizione live del mattino. Il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio a carico di Vincenzo Paglialonga, l'uomo accusato di essere l'omicida dell'anziana vicina di casa uccisa nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel condominio di via San Rocco a Udine, dove abitavano entrambi. Su ordine del Tribunale di Pordenone, la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pakistano accusato di spaccio di stupefacenti. Al termine delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle su delega della locale Procura della Repubblica, incrociando anche i tabulati del telefono con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, sono stati ricostruiti circa 360 episodi di spaccio di hashish nel periodo compreso tra gennaio 2021 e il febbraio scorso a favore di moltissimi clienti. Un turista tedesco invece di 59 anni è precipitato con il parapendio dal monte Valinis da un'altezza di circa 8 metri ed è stato ricoverato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono critiche. A mobilitare i soccorsi è stato l'amico che si trovava insieme all'uomo durante il lancio. In base alle prime ricostruzioni, a causa di un'errata manovra, il tedesco è precipitato violentemente al suolo poco dopo il lancio da un'altezza di circa 8 metri, finendo nel dirupo. Nel corso invece della pandemia, i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia hanno donato alla Regione giornate di lavoro per un valore che corrisponde a 10 milioni di euro. In particolare, il solo centro vaccinale di Gorizia ha gestito 586 turni di lavoro con una media giornaliera di 5 volontari al giorno, producendo l'impiego totale di 1559 volontari, la movimentazione di 447 mezzi e la donazione di 11.692 ore di istituzioni. Il dato è stato reso noto nel corso dell'evento organizzato dal Comune di Gorizia presso il Parco Comunale del capoluogo isontino per ringraziare i volontari locali a cui è intervenuto anche il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash, come sempre ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e vista l'ora non resta che augurare a tutti voi un buon pranzo. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.